Sono Guido Tosello e faccio parte dell'Osservatorio Economico Agroalimentare di Veneto Agricoltura e oggi vi parlerò di imprese e di occupati. Nel settore agricolo, secondo i dati Istat, ci sono stati 64.600 occupati nel 2023, in calo del 5% rispetto all'anno precedente. Questo trend è in linea con il Nord-Est e il dato nazionale. L'incidenza del settore agricolo sul totale degli occupati regionali è scesa al 2,9%, si è registrato poi un calo degli occupati dipendenti del 15%, mentre gli occupati indipendenti sono leggermente aumentati del 2,1%. A livello provinciale, Verona è la provincia con il maggior numero di occupati in agricoltura, seguita da Treviso. Altre province come Venezia e Padova hanno visto un aumento degli occupati, mentre Belluno e Vicenza hanno registrato delle diminuzioni che si possono definire significative all'interno del settore. Per quanto riguarda gli occupati, secondo la banca dati Silv di Veneto Lavoro, si registra un aumento di occupati dipendenti di 3.500 unità, in linea con l'evoluzione del lavoro dell'intera economia regionale. La dinamica occupazionale in agricoltura è frutto di un aumento delle assunzioni, a fronte quindi di una flessione più importante delle cessazioni, che quindi determinano un saldo positivo finale. Le province che contribuiscono maggiormente sono Verona, Treviso e Venezia. L'aumento degli occupati è dovuto principalmente alla componente maschile e agli stranieri. Nel 2023, per quanto riguarda l'industria alimentare del Veneto, sono state registrate 17.500 assunzioni, con un aumento di circa 1,1% rispetto all'anno precedente. Le cessazioni sono diminuite del 3,2%, portando quindi un saldo occupazionale positivo di circa 800 unità.